Amici di Generazione Non Stop, siamo all'Ercara Friddi in provincia di Palermo per la Notte Bianca. Abbiamo voluto iniziare appositamente all'interno di questa macchina per fare un omaggio ad Agostino. La Notte Bianca è un'occasione di gioia, un'occasione di divertimento, è certamente un momento di crescita sotto l'aspetto economico, certamente una ricchezza per il territorio, per il paese, ma è anche un atteggiamento e un'occasione per poter migliorare quelle che sono le nostre performance di sviluppo del territorio. Siamo nella Notte Bianca di Lercara Friddi, hai gli ormoni a 1000, chiedi quello che ti pare, va? Allora, qua gli ormoni li abbiamo, non li abbiamo, regolari, siamo regolari. Comunque, vi siete divertiti, vi state divertendo questa sera? Una bella serata, complimenti all'amministrazione, agli organizzatori. Ci impinge la lingua. Mi è piaciuto, dai, quando è bella è bella. Una bella serata? Confermo, bene, bellissimo. Qui confermano che i ragazzi si stanno divertendo, voi vi state divertendo? Hai gli occhi che ti lacrimano, hai visto troppe minigonne? Beh, non ci ho fatto caso, sinceramente. Ciao, piacere. Piacere, Salvo. Come ti chiami? Ascolta, ma mi dai il numero di telefono? Il mio numero è segreto, cioè è sconosciuto, è bruttissimo. Siamo riusciti a creare una serata veramente indimenticabile, cioè nel senso che la 7ª edizione della Notte Bianca resterà anche nella storia. Piacere. Luana, Pasquale. ascolta, ma mi dai il tuo numero di telefono? Non ti conosco, però dai, sei una ragazza carina. 3. Ma se spegniamo la telecamera me lo dai il tuo numero? Sì, penso di sì. A posto. Sentiamo. Abbiamo fatto, e questo devo dare atto al buon Luca Seminerio, che ha curato nei particolari questa occasione, con molto interesse, con molta intelligenza, con molta passione e soprattutto ha riscosso il successo e la fiducia dei negozi, di quelle che sono le forze produttive del nostro paese. E come diceva lei, la musica è l'elemento che domina questa atmosfera. La musica è anche espressione di un sentimento di pace, di un sentimento di amore e questo credo che sia importante. Stiamo andando a fare colpo con una ragazza. Vorrei chiedere il tuo numero di telefono. Però è troppo alta. Salo sul gradino. Vorrei il tuo numero. Vorrei farmi dare. Vorrei farmi dare il tuo numero. Però è occupata, A Winnie the Pooh? Alla sorpresa. Proviamo a toccare, vediamo se. Signorina, cappano. Posso chiedere il numero di telefono? Tutto quello che vuoi. Disponibile, mia zia. Salve. Posso tenere la mano? Ciao. Teniamo la mano tutte e tre. No, vai tutte e tre. Dove, potremmo farlo. Vai via, dammi la mano. Posso chiederti il numero di telefono, anche se è il tuo ragazzo. Posso chiedere lo stesso? No, mi dispiace. Va bene, allora il numero di telefono no. Niente. Una serata al buio. Una serata al buio qualche volta. Una serata. Qualche tecnica di abbordaggio sicura. Ma ti devi giocare le tue carte. In che senso? Cosa cali prima? Asse e mutande? Ah? Asse e mutande? Esatto. Se calano all'ultimo. Se calano all'urto. Federica, com'è la patata? Ma che cavolo di domande sono? Ma non lo so, però sono sicura che a te piace. Brava. Evviva le patate fritte! Sono la persona meladatta per queste cose. È il microfono che è un po'. Mi dai il numero di telefono, scusa?
Già ce l'ho. Un altro ce l'hai, un altro. Dammi un altro numero perché già il primo ce l'ho, dammi il secondo. No, ti batto. Possiamo dire che nuova amministrazione, nuova... come si chiama? Nuova Notte Bianca. Ciao Francesco. Piacere. Di dove sei di Pescara? Posso dire che dal primo momento che ti ho visto... Annalisa, conosci questo bel ragazzo? E chi dà il microfono a lui? Ho sbagliato. Si fa notare. Ah, devo parlare... Ah, scusate. Assessore Franco La Rosa, prego. Ringrazio inizialmente tutte le attività che hanno contribuito con il loro sponsor. Voglio ringraziare in primis il direttore artistico della manifestazione. I cittadini del Carese hanno capito che oggi c'è bisogno di collaborazione. Un ringraziamento va al nostro sindaco Giuseppe Ferrara, un ringraziamento va a tutta l'amministrazione che è una squadra. Io mi auguro che queste iniziative, mi auguro che queste novità vengano più che altro fatte in maniera sempre di collaborazione. Salutiamo? A chi salutiamo? A tutti gli amici. Salutiamo a tutti gli amici della Notte Bianca. Che sono venuti anche da fuori. E che questa notte sia una bellissima notte bianca. Per tutti. Per tutti. Buonasera, ciao Omar. Seminerio! Un applauso. Hai bevuto? No, Come no? non si beve. No, dai. No, non si beve. Dire. Dai Valenti. Dai Valenti, come ti sembra questa serata? Stiamo divertendo un mondo. Sei impegnata? No. È in cerca di un ragazzo? No. Salve, buonasera a tutti. Come definisci il tuo look? Questa sera stupendo, perché hai qualcosa da dire? No, niente. C'è Carla che dice. Qual è il tuo ruolo? No, stasera? non lo so, da presentatore. Ah, ho capito. Ti diverti? Tantissimo. L'abbiamo sorpresa a rubare un paio di occhiali. È uno specchio. Vergognati. Grazie. La maestra è lei, io sono... E insegna matematica? No, jiu-jitsu. Noi continuiamo, piacere, scusate. Ciao. Ok, comincio col dire mamma sono famosa e ora intervistiamo una mia amica. Ecco a voi Simona, la mia migliore amica. Simona, che ne pensi della Notte Bianca? Giacomo! Ok, ora intervistiamo un altro ragazzo, vieni qua Corrado. Che ne pensi della Notte Bianca all'Ercara Friedin? E voi cosa aspettate? Venite anche all'Ercara Friedin. Ok, ciao a tutti. Quindi sono le zampe davanti. Zampe davanti, sì. Le zampe davanti del cagnolino. Passo il microfono qui all'avvocato Mavaro. La Notte Bianca all'Ercara è una notte molto tranquilla. Per la verità questa sera c'è una temperatura che è molto gradevole e quindi è una notte più che bianca, è una notte mite. È l'inizio dell'estate, i ragazzi si esprimono e si esternano abbastanza bene. Grazie e buon lavoro. Claudio, quando parti per le vacanze? Parto il 3, non so quando ritorno. Con chi parti? Parto con Lisciandro, Sandrino Mosca. Dove andate? A Marbella, una roba del genere. Adesso la tagliate questa intervista. Ciao da Prizzi, Riccardo. Dall'Ercara Antonella. Devo ringraziare tre signore che hanno dato l'input di portare un'iniziativa nuova all'Ercara, un'iniziativa che sarà più che altro riportata negli anni
e con una disponibilità a 360 gradi dell'amministrazione comunale. Gli amici di San Giuseppe, perfetto, stanno organizzando una parte della serata della notte bianca di Lercara Friddi perché solitamente la festa di San Giuseppe si fa a marzo, ma oggi abbiamo voluto far vedere con queste tavolate, ecco, queste mini tavolate, perché solitamente si fa questa festa a marzo, vero? Sì, il 19 marzo. Oggi si fa per ricordare magari chi è fuori e magari non sanno come, cioè ricordare di nuovo la tavolata di tanti anni fa. Noi siamo nate come gruppo, giusto 3 donne, come ha detto l'assessore, che ha formato questo gruppo. Poi sono subentrate altre persone, c'è il presidente, segretario e tutte queste altre persone. Sì, perché dove ci sono le donne poi arrivano gli uomini. Volevo sapere chi è che ha preparato tutte queste squisitezze da mangiare. Tutti! Ringraziamo l'associazione Amici di San Giuseppe. Ecco. I sorrisi soltanto perché la botte è vuota. Che cos'è l'amore? Che dirò il vento? Un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita se partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli imperi dei bar. Che cos'è l'amore? Che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche serdera marino mi permette di salvare il suo destino dalla rulo ghiacciata degli immigranti accesi della banda senza sì. Questo è un grande momento di aggregazione per questa comunità, che sicuramente il plauso va principalmente alle associazioni. Questa proposta non viene dall'oggi e dal domani, ma viene da 15 anni a sta parte. Io sono un cittadino lercarese in prestito e quindi so riconoscere quando una cosa è bella. Hanno saputo assolutamente ripristinare e ricordare la festività di San Giuseppe. A Lercara negli ultimi tempi tutte le associazioni stanno cercando di darsi una mossa. Comunque il vino è finito, quindi noi andiamo. È finito. Quello adesso lo andremo a chiedere al vicino di casa. Ah, ok, va bene. Ancora una piccola riserva. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina. Sono monarca, sono boemio. Se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che bella la notte bianca. Tra poco ti porterò in una stanza. Cosa ha organizzato quest'anno Luca Seminerio per la notte bianca di Lercara Friddi, provincia di Palermo 2013? Veramente quest'anno ci siamo pure superati, abbiamo quasi coinvolto tutti i quartieri di Lercara, dalla parte alta fino alla parte bassa. Quest'anno abbiamo cercato di valorizzare anche i quartieri un po' più alti dal centro storico e abbiamo fatto la rivisitazione della tavolata di San Giuseppe fatta apposta per i nostri immigrati, perché ahimè, essendo che la tavolata di San Giuseppe si svolge al marzo, nessuno immigrato ha la possibilità di vedere la tavolata. Ringrazio anche l'associazione degli amici di San Giuseppe e tutta la loro compagine. Poi scendiamo un attimo a Piazza Duomo. Piazza Duomo, mostra di auto d'epoca, mostra di bolidi in ricordo del nostro amico Agostino, poi musica live. Scendendo ancora troviamo il tributo ai Pooh e ringraziamo anche la confraternita di Sant'Antonio, poi una miriade di eventi, dal violinista al cabaret, agli artisti di strada, allo sputafuoco, insomma una notte piena di emozioni e di eventi. La cosa che mi interessa anche personalmente è un risultato così, quasi inaspettato, perché riuscire a coinvolgere così tanta gente, non avendo nessuna attrazione da artisti che possono andare da nomi più famosi o meno famosi a livello nazionale e a livello internazionale, siamo riusciti a creare qualcosa come quasi 10.000 presenze. Di questo ne sono orgoglioso, tra l'altro a costo zero per l'amministrazione. Ringrazio anche al sindaco, al neo sindaco, il professore Giuseppe Ferrara, al neo assessore Francesco
Francesco La Rosa. Ringrazio tantissimo i miei compaesani che sono unici e riescono sempre a darmi grandissime soddisfazioni. E allora facciamo un giro per vedere chi è soddisfatto della notte bianca di Lercara. Dimmi, che ne pensi della notte bianca? Bella, ben riuscita direi. C'è confusione, tutti i paesi più vicino sono tutti qua. Ma ti sei divertita? Sì, ancora fino a domani mattina alle 6 ne abbiamo. Permesso? Dobbiamo intervistarlo in doppia fila. E allora com'è andata? È andata benissimo. Stanco? No, completamente. Allora possiamo rifarla, caso. Sicuramente sì. E allora? Ma sto bene, sto a posto. Abbiamo avuto maturità da poco, ieri. Grandioso, Sì, questo è bellissimo. sì. Allora festeggi alla grande. Sì, festeggi. festeggi alla Ma grande. continui la notte bianca o vai a dormire Sì, visto che sei stanco per No, l'esame? contiamo notte bianca. E il voto? No, ma il voto ancora non si sa perché non si abbiamo finito oggi orale, quindi tutta la classe. Lunedì si Bocca al lupo. saprà. Bocca al lupo. Visto, prima non volevi essere intervistato, sì, ora non è sì. giusto? Grazie. Ok, e allora? Allora? Come va? Bene, grazie. La notte bianca? diplomata. Ti sei diplomata? Sì, Siete tutti finalmente. maturandi, qui è un paese giovane. È Già abbordato. abordato. Sì, sì, Ma sì. dovrebbero abbordare. C'è crisi per adesso. Buonasera! Bei capelli! Vai! Dove vado? Posso chiederti un'informazione? Ma qui ci troviamo dove? Dove siamo? All'Ercara Friddi? Ma fa freddo qua? Ma infatti sento un po' di freddo, effettivamente. Non è che mi potrebbe riscaldare un po' perché c'ho... Hai visto? L'ho abbordato. Io devo intervistare. Cosa ne pensi della notte bianca? Scappano! È che li conosco, è una questione di rispetto. Cosa pensate della notte bianca di Lercara Friddi? Fantastica. Ho fatto il mio dovere. Ciao papà! Questo ragazzo è bravo ad abbordare. Dove? Non mi abborda nessuno. È una... Ma scappano! Ho una domanda da porti. Dimmi. Come mi abborderesti? Intanto, ciao. Intanto ciao papà. Poi, guardandoti negli occhi si dice tutto. Erika, piacere. Cosa fai domani sera? Ma domani sera non avrei impegni. Allora ci vediamo per un aperitivo o qualcosa del genere. Va benissimo, ci sto. A posto, mi abbordo. Salutiamo a casa, ciao mamma. C'è la nonna che mi dà lì per ora. Come mi abborderesti? Non ti abborderei perché, non lo so, non c'è motivo da abbordare stasera, perché stasera deve trionfare il bene, non... La tua missione di oggi è cercare una ragazza e abbordarla insieme a noi. Insieme a voi? No, Esatto. non posso perché le ragazze poi si vergognano. Come ti chiami? Filippo, ma perché dobbiamo fare sta cosa? Ci vuole partecipazione. Sono un tipo timido però, non è giusto. Dai, fregatene, ormai stasera senza inibizione. Ciao, piacere, posso offrirti un calippo? Dipende che gusto è. Omar, finiscila perché mio nonno riprende questo canale. Se lo guarda, stai attento perché viene a cercare a te. Un bacio a tutti e alla prossima edizione.